non è una battuta dire che sei il padre fondatore dell'Oasi. L'iniziativa sicuramente parte da me, perché io ho fatto il diavolo a 4 in comune, ho avuto la fortuna nel 1975 di entrare in amministrazione comunale a Quinto e di avere anche la forza di poter trattare sugli argomenti, e quindi ho dovuto con il mio sindaco Favaro Luigi, una bravissima persona, corretta e disponibile, ma condizionato da altre forze all'interno dell'ADC, perché c'erano tante correnti, questo affare non si avrebbe mai fatto. Allora, pian pianino lavorando, prima di tutto incominciando negli anni 80 assieme alla Carla Pupinato con il mondo della scuola media e elementare, sensibilizzando sull'ambiente, eccetera, eccetera, siamo arrivati al 1984, anno in cui stava per essere comprata quell'area, venduta, insomma, e quindi creata una ulteriore peschiera e sarebbe sparita. Io come amministratore, come assessore, come vice sindaco, come assessore all'ecologia, a quel tempo ho detto no, dobbiamo salvare questo francobollo che è l'ultimo che è rimasto ancora intonso, integro, e quindi dobbiamo tenerlo stretto. E qua col sindaco abbiamo fatto un po' di braccio di ferro, perché lui temeva l'opposizione interna più che esterna, e siamo arrivati dal 19 aprile del 1984, facciamo l'incontro con Bortolo Salvador, che era il proprietario che aveva racchiuso in sé tutti gli acquisti di quegli appezzamenti di palude, perché prima erano di tanti proprietari, lui ha avuto il merito di metterli tutti assieme, poi aveva tentato di iniziare a fare i ponti per poter avere l'accesso a questa area. E lì noi prima abbiamo bloccato la questione, non abbiamo dato l'autorizzazione, poi i Durigon, quelli che volevano comprare, quelli che sono stati i miei persecutori per 20 anni, si sono messi di traverso e non lo hanno fatto entrare, e questo è stato un merito e un pregio anche dei Durigon, cioè ci hanno dato una mano senza saperlo anche loro, perché Bortolo Salvador cosa ha detto? Io non vendo a chi mi fa la concorrenza, perché sapeva che se la spregiudicatezza di questa famiglia sarebbe arrivata al dunque lo stesso a realizzare la peschiera, perché con le benedizioni che aveva alle spalle, con la determinazione che aveva con tanti figli, parti di palude, un piccolo appezzamento lo possedevano già loro di famiglia, e loro avrebbero sicuramente raggiunto l'obiettivo. Però ci siamo messi di traverso noi come amministrazione comunale, e il Bortolo Salvador, che ha saputo questa cosa, ha detto piuttosto di venderlo a concorrenza è meglio che lo venda il comune. E quindi noi abbiamo comprato questa cosa e abbiamo fatto appunto il preliminare, il famoso 19 aprile del 1984, io, il segretario comunale e Luigi Favaro. Intanto che stavamo facendo il preliminare abbiamo chiamato l'assessore Carla Pupinato, e allora eravamo 3 della giunta Dicevi che c'erano contrasti interni allora? Sì, perché i Dorotei non avrebbero mai consentito, perché i Dorotei erano coltivatori diretti, quindi proteggevano quelli che volevano fare la peschiera, avevano altri interessi, altri fini, cioè. Esatto, e poi anche per altri fini, i 2 campanili, Quinto e Santa Cristina. Caso specifico della peschiera, appunto ci siamo trovati che all'interno alla maggioranza della Democrazia Cristiana c'erano i Fanfaniani che facevano capo a me, al sindaco, e c'erano i Dorotei che facevano capo a Bepi Sartoro e a altri di Quinto, e quindi questi non avrebbero mai approvato. Avevamo contrari sia i socialisti che i comunisti e la Lega, e quindi mai avremmo comprato. Addirittura Salvatore Sant'Angelo, che era capogruppo del PC a quel tempo, ha detto che queste cose doveva fare la regione perché erano cose di livello regionale. Bella l'idea, tutto bello, però con i soldi del comune di Quinto si dovevano fare altre cose. Questa era la storia. Ma se noi aspettavamo la regione Veneto, campa cavallo che l'erba cresce, e l'Oasi di Cervara non sarebbe stata salvata, che poi l'Oasi di Cervara, nella mentalità dei più illuminati della provincia di Treviso, doveva diventare una riserva orientata, e allora si parlava di Quinto Morgano, Istrana e Vedelago, e Piombino d'Ese si voleva starci della provincia di Padova.
Poi quando siamo arrivati agli anni 90, che in regione cominciava a montare la storia dell'ecologia e della sensibilità e che i voti si cominciavano a prendere da quella parte, allora Marchetti, l'allora assessore regionale Marchetti, ha sollevato la questione con Bernini e si è messo d'accordo con Bernini. All'ultima tornata elettorale degli anni 90 hanno detto o facciamo tutto il Parco del Sile o non se ne fa nulla, quindi dobbiamo partire dalle sorgenti e arrivare in laguna. E poi ecco che nel 91 con la legge numero 8 nel 91 viene istituito il parco. Restiamo a questo momento cruciale, insomma tu ti sei impuntato, Certo. Contro l'opposizione interna anche Certo, del tuo partito. è per questo che siamo messi di fronte al fatto compiuto. E di fatto è stato E un poi po' un siamo- colpo di mano, insomma. Certo, e poi siamo andati in preconsiglio, cosa che non è mai, Genio Manzato per primo, sai, c'era Genio Manzato, Luigino Il professor Marangon. il professor Manzato. Sì, il professor Manzato, Genio Manzato. il professor ce l'aveva Manzato. perché... Sì, perché non li avevamo messi al corrente, perché così, perché colà. Se noi li mettevamo al corrente, quelli lì spiferavano, era finita la storia. Invece voi avete preparato Abbiamo dovuto tutto, fare una cosa da KGB. preparato Se tutto volevamo e arrivare. poi il colpo di mano. Ma in senso buono, Ma ovviamente. in questa maniera vi siete guadagnati un posto nella storia. perché Ma noi siete stati i storia. primi a salvaguardare il fiume in maniera reale. Io non ho mai cercato posti della storia, perché la storia si fa da sé. Quindi Ma piuttosto che avere un allevamento di trote è meglio io che sia ho stata dei ricordi salvaguardata. bellissimi. Mio padre andava a caccia lì. Mio padrino Giovanni, che ti ho detto quello del tavolo lì, aveva casa lungo il fiume Sile e barca e lui viveva di caccia e di pesca, oltre che dei suoi beni. E tante volte io andavo in barca assieme a lui. Poi aveva un altro cugino che era un bravissimo pescatore di temoli e mi ha portato delle volte in posti che nessuno mi aveva mai portato e ho capito, ma avevo 10-11 anni, che il posto era meraviglioso e che doveva essere salvaguardato. Ascolta, un giudizio secondo te adesso, al di là di tutte queste traversie che te Cavour, un giudizio spassionato a 30 anni, Sono a 30 anni dall'inizio delle tue sì, avventure? abbiamo messo in cassaforte un qualcosa che non è né valorizzato né utilizzato. Ma sì che vedo tantissime persone, per dire, da profano all'isola, Sì, all'oasi, però, tanta gente, però tanto cosa- movimento. oltre l'isola cosa c'è? Poi l'isola, se ha veramente in mano giuste? Non so, io non so neanche in chi sia in mano adesso, sinceramente. Qua mi fermo. Ti fermo. Scusa, il parco per me deve essere un fiore all'occhiello, dove la gente si riscontra, dove viene mantenuto come gli anni 60, dove è fonte di bene e di progresso. E così, E non un ricettacolo come quando l'abbiamo preso in mano, o forse anche peggio. Chiudo. quindi diciamo è un giudizio piuttosto netto e non positivo. Non è stato fatto nulla, a parte scriva carte, far pontesei e sacramenti, ma neanche a dove gli serve. Boh, il parco è un'altra cosa. Va bene che la politica ha altri obiettivi, ma santa pazienza. Ma lo spirito, la passione che avevate voi all'inizio, alle origini, Io non voglio che nessuno debba patire quello che ho patito io e che debba fare quello che ho fatto io, però credo che se abbiamo un tesoro vada valorizzato, insomma, e se non c'è un tesoro io possiamo andare a grosso strada. e così com'è non è valorizzato. Si Non è sottointende. questione di questo. Siamo ancora in mano alle pastoie politiche, alla burocrazia. Abbiamo scritto fiumi di carta, ci sono montagne di documentazione, ci sono idee e aspettative infinite, ma là, Ho visto anche poi hanno lasciato costruire in certe zone. ma non so, che sei dei comuni che non puoi, che sei chi altri che puoi tutto, Treviso per esempio che ha costruito dappertutto. E perché il Quinto non può, Morgano non può? Ma che politica sia sta qua? Il parco c'è o non c'è? O se ho fatto a luci e ombre? Io non lo so perché non ho in mano gli strumenti e quindi dico non lo so. Però a lume di naso dico così. Però non ho il Vangelo io in tasca. Diciamo che lo spirito dell'84 non c'è, non lo vedi, insomma, lo spirito di voi ragazzi che andavate No, dentro. noi eravamo motivati da una passione e non si è detto che tutti che aveva passione, però vuoi che venga al proprio territorio al manco sì.
Invece è una Sì, cosa- no, se solo per angariare la gente non va bene. O per fare solo che tirare la boiata ai noti e ai soliti furbi. sì, Stua che roba è. Stua che roba è. Allora, Io stua, boh.